È stata una gara all'insegna dei giovani, la 20ª edizione del Trofeo Cross Nuraghe Ugolio, il consueto appuntamento con la corsa campestre ideato e organizzato a Nuoro nella pineta di Ugolio dalla Società Atletica Amatori, una competizione che torna dopo 2 anni di stop, la prima dovuta al maltempo, la seconda causata dall'emergenza sanitaria in atto. In campo maschile sul primo gradino del podio è salito Valerio Caredda dell'Atletica Ogliastra, mentre in campo femminile ha vinto Giulia Porcu dell'Atletica Orani. In entrambi i casi si tratta di 2 podisti under 20 che hanno tagliato per primi il traguardo apposto al termine di un percorso tracciato nell'Oasi Verde gestita dall'agenzia Forestas. Caredda ha preceduto Vladimir Ladu dell'Atletica Amatori e Angelo Tiloca dell'Alghero Marathon. Al quarto posto Andrea Melis dell'Atletica Dolianova, al quinto Quirico Becu dell'Atletica Budusò. Tra le donne sul secondo gradino del podio è salita Patrizia Muredu dell'Atletica Luras, al terzo Leonarda Cantara della Monte Acuto Marathon, a seguire Maria Elisa Marongiu dell'Atletica Orani e Daniela Casandra dell'Amatori Nuoro. La competizione ha visto al via 250 atleti, 150 dei quali tra i 5 e i 18 anni, suddivisi in 12 categorie. Grande attenzione è stata riservata dagli organizzatori alle misure anti-Covid al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti. Una competizione che segna la ripresa delle attività agonistiche in città e che si spera possa essere accompagnata dall'edizione 2022 della Corre Nuoro, altra manifestazione promossa e organizzata dall'Atletica Amatori.